Nel tardo pomeriggio la decisione del giudice. Su 622 richieste ne sono state ammesse oltre il 90%, quindi dai 18 milioni di euro, che era il valore totale, il passivo per coloro che si sono insinuati ammonta a 12,4 milioni. Per coloro che vengono definiti tardivi, che si sono dunque insinuati dopo, saranno previste 2 udienze ad ottobre e a febbraio. Intanto questa mattina alcuni cittadini finiti nella trappola di Casa Zero si sono ritrovati davanti al tribunale, cartelloni in mano con nomi, tempistiche e costi. Peccato che si tratta di lavori iniziati e mai finiti o addirittura nemmeno cominciati. Una doppia beffa: non possono mettere mano per ora agli interventi, ma soprattutto rischiano di dover pagare il dovuto all'Agenzia delle Entrate. C'è la preoccupazione perché la legge presuppone che ci sia la responsabilità principale del committente nell'eventualità che i lavori poi non siano realizzati e non si sia verificata quell'aumento di qualità energetica che si pretende con la legge che sta sotto al bonus 110. Esasperati e preoccupati i cittadini. E vedere se qualcuno ci ascolti, perché qua sennò le cose qui, non si dorme la notte, non si fa più niente, non si fa, si vive male. Da me hanno iniziato i lavori, ad agosto li hanno lasciati incompleti. Nel mio caso ho passato l'inverno senza riscaldamento perché appunto a settembre avrebbero dovuto montare la parte termoidraulica che purtroppo non è stata montata. Non abbiamo avuto nessun lavoro iniziato, però abbiamo il cassetto fiscale svuotato e non sapevamo neanche che esistesse il cassetto fiscale, quindi l'abbiamo saputo dalla Guardia di Finanza e speriamo che almeno ci mettano tranquilli da quel lato. Voi verrete qua comunque sempre, ogni volta che ci saranno delle udienze? Non abbiamo altra alternativa perché stiamo parlando coi sordi e dobbiamo fare dei gesti perché la politica è sorda e se non abbiamo qualche gesto da fare non ci vedono.